Grazie Matteo, bentornato anche a te. E, insomma, torniamo a parlare di questa legge di cui abbiamo parlato prima con il consigliere Valdegamberi, ossia Veneto Cantiere Veloce. Sì, perché la proposta di legge numero 20 ieri è diventata legge regionale, è stata approvata dal Consiglio. Soddisfatto, entusiasta, il primo firmatario è Stefano Valdegamberi del gruppo misto. Una bella mano l'ha data anche il consigliere di Forza Italia Alberto Bozza, che ha contribuito nello specifico all'articolo 7, ma abbiamo in collegamento con noi Marco Giaracuni, ingegnere e coordinatore della commissione urbanistica proprio dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, al quale diamo il benvenuto. Benvenuto ingegnere. Buongiorno a tutti. Allora, questi ultimi minuti che ci accompagneranno fino alle 14, vorremmo condividerli con lei proprio per una sorta anche di commento un po' più tecnico. Abbiamo sentito, come dicevamo, il consigliere Valdegamberi entusiasta. Lui addirittura si sarebbe spinto oltre, avrebbe detto che avrebbe osato di più con questa legge, però poi ne è nata una versione che è stata condivisa con diverse forze politiche, quindi si è arrivati a quello che lui ritiene una sorta di compromesso comunque buono. Lei ha seguito comunque l'iter che ha portato questa proposta di legge a diventare legge. Quali sono le considerazioni che si possono fare così a caldo, diciamo? Beh, la prima considerazione che si può fare è che sicuramente è utile come strumento perché ci dà la possibilità di snellire, come hanno detto, alcune procedure, di sanare anche alcuni abusi antecedenti al 1977 e quindi di semplificare in sostanza tutte le procedure, soprattutto di tipo amministrativo. Certo, non è una legge che risolve tutti quanti i problemi che noi abbiamo, anche da un punto di vista burocratico, perché purtroppo ci siamo proprio fermati di fronte allo scoglio del testo unico dell'edilizia, il 380, che pone dei limiti alle competenze di tipo regionale. Di conseguenza la legge, che poteva avere un ampio respiro in partenza, poi alla fine ha dovuto tornare sui suoi passi, ha dovuto accontentarsi di alcuni passaggi, di alcune trasformazioni di interventi prima di comparti urbanistici o di strumenti attuativi in richieste, quindi in interventi diretti, pertanto con permesso di costruire, che sicuramente snelliscono le procedure, le semplificano e che però fanno ricadere tutta la responsabilità ancora una volta sui professionisti, perché poi alla fine la categoria che riceve la prima massa d'urto di tutte queste modifiche e semplificazioni sono ancora i professionisti, che dovranno asseverare, che dovranno sotto la propria responsabilità dimostrare o certificare che tutto quello che viene fatto è secondo la normativa e secondo la regola d'arte. Ecco, direi che da un punto di vista professionale tutto questo ha delle ricadute sulla responsabilità sempre dei singoli professionisti, però ben venga perché all'estero già funziona così. Il problema è che noi abbiamo un apparato normativo che non è semplice, probabilmente all'estero è più semplice, è più facile anche muoversi. Noi da bravi italiani abbiamo complicato la vita a tutti quanti e anche il sistema normativo è complesso come deve essere in Italia, naturalmente. Ecco. Certo, può essere interpretata anche questa legge come un punto di partenza. Se dovessimo guardare a una sua futura evoluzione, che può comprendere chiaramente anche dei miglioramenti, come la intenderebbe lei con l'evoluzione di questa legge? Dove si dovrebbe andare per sgravare anche i professionisti che, ricordiamo anche nello specifico sul Superbonus 110, hanno delle grandi responsabilità e questo è un freno importante per l'intera manovra. Ecco, che tipo di in qualche modo evoluzione potrebbe e dovrebbe avere la legge appena approvata? Beh, l'evoluzione più normale sarebbe quella di proseguire, di osare di più, come aveva detto anche Valdegamberi, portandola sul tavolo nazionale, perché purtroppo abbiamo degli ostacoli che derivano dai limiti posti dal testo unico per l'edilizia, che possono essere superati soltanto a Roma. E quindi dovrebbe farsi carico i parlamentari veneti dovrebbero farsi carico di questo problema, coordinarsi con i giuristi e con i tecnici di settore per cercare di portare a casa dei risultati più ampi, in maniera tale di superare gli attuali laccioli che abbiamo relativi alle competenze.
Per quanto riguarda il super bonus, invece, Esatto. la questione legata al 110%, certo abbiamo fatto un passettino in avanti, quello che si spera è che anche la normativa, con tutti gli interpelli che sono stati posti e le risposte che hanno complicato la vita a tutti quanti, vengano un po' semplificate. Che si riesca anche ad estendere il concetto di sanatoria agli immobili realizzati dopo il 77, sono tanti che attualmente versano in condizioni precarie, situazioni che non sono perfettamente legittime, ma per qualche motivo sono ancora in una situazione di legalità. Cercare anche qui, agendo sul testo unico, di trovare il modo, le modalità per superare questa difficoltà per rendere agibili, per rendere, scusate, a norma in maniera definitiva questi immobili. A volte ci troviamo di fronte a delle situazioni anche insanabili. Assolutamente, assolutamente. Insomma, è comunque un primo passo, dicevamo, l'importante è essere partiti e adesso, insomma, le parti politiche, ma soprattutto anche l'intervento all'interno dei tavoli di concertazione dei tecnici, come nel vostro caso, dovrebbero portare a un miglioramento e a una definizione migliore anche di questa legge. Ingegner Giaracuni, grazie per il suo intervento molto prezioso e puntuale, preciso, e sicuramente torneremo da lei magari più avanti, perché i temi che riguardano l'urbanistica, l'edilizia sono molti e si preannuncia anche un'estate calda da questo punto di vista. Quindi grazie davvero per la sua partecipazione. Grazie. Grazie mille, buon lavoro a tutti, grazie. Grazie. Giorgia, abbiamo chiuso questa parentesi del Veneto Cantiere Veloce, Sì. Era doveroso perché comunque nel bilancio regionale rappresenta una novità importante Certo. e che, come dicevamo, coinvolge tante persone, per cui era giusto anche fare un approfondimento su questo. Domani di cosa parliamo? Allora, domani torniamo a parlare di spettacoli, come ogni venerdì. Abbiamo deciso di dedicare questi venerdì dell'estate un po' a tutti gli spettacoli, a tutti gli eventi che ci saranno a Verona nel corso di questi mesi. Lo sappiamo, sono tantissimi, perché Verona è ripartita non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello degli spettacoli, perché appunto parliamo del Teatro Romano che torna, insomma, ad ospitare eventi, torna ad ospitare concerti, e di questo parleremo domani con un paio di ospiti, soprattutto che insomma ci porteranno una ventata d'aria fresca per quanto riguarda, insomma, il mondo dello spettacolo veronese, che è davvero in fermento adesso. Ma sì, è in fermento perché per mesi è stato fermo, tutto bloccato, spettacoli, concerti, eventi live, tutto veramente ingessato, e adesso c'è una voglia incredibile di ripartire e il tempo lo permette. Quindi Esattamente. avanti tutta. Giorgia, 14.01, buongiorno Verona Live di oggi termina qui, appuntamento a domani. Esattamente, a domani Matteo.